Buongiorno, oggi mi è venuto pure io di fare gli gnocchi come faceva papà mio, gli gnocchi di patata, guardate, 1 chilo di farina 00, 1 chilo di patata rossa, pecorino, 2 uova, un po' di sale e poi qua ho fatto un ragù fuiuto, lo sapete un ragù fuiuto che è? Un ragù senza carne, venite a presa a me. Alla farina unite le patate che avete lessato e schiacciato, 2 uova, ecco qua, e un po' di pecorino. Iniziate a mescolare velocemente, aggiungete un pizzico di sale e continuate a mischiare. Avete ottenuto una bella palla morbida, guardate com'è bella morbida. Ecco qua, la ricoprite con un po' di semola rimacinata, ecco qua, iniziate a tagliare dei pezzettini e facciamo dei salamini così e poi ci andiamo a tagliare gli gnocchi. Siete tagliati i pezzettini di impasto, fate tutti dei filoncini così, un po' di semola rimacinata sopra e iniziate a tagliare i gnocchetti così. Ecco qui, ragazzi, guardate qua, guardate, povero come ha già acceso, però sono troppo saporiti. Mo' che facciamo con ragù fuiuto. Ragazzi, ecco qua, gli gnocchi li ho scuturiati tutta la semola e adesso li vado a buttare in acqua. Ecco qua, tutti i strunzati a galla e anche gli gnocchi e siamo pronti. Voglio sono pronti, le gnocche, bello fare cuppini, i sarzi, un ragù fuiuto, aspettate, ne fior di latte dei mondi lattari, questo fior di latte è fatto con il latte della mucca sacra, pecorino abbondante e basilico o basilico come volete chiamare voi. E mo lo faccio vedere. Vieni, il lui ce l'ha sta Diana, tieni, guarda qua, ecco qua Armando, mamma, sei pronto? Pochi salsutelle? Posso mettere? Un po' di ragù fuiuto, un po' di formaggio, un po' di basilico, di più capicci. Vedete? Fammi sapere. Come su? E va mamma, va, e ti da mangiare una buona salute.